È stato arrestato l'italiano di 59 anni che ieri mattina ha aggredito andando in escandescenza i sanitari del pronto soccorso di Vicenza perché a suo dire al termine di una visita le cure e le diagnosi ricevute non sarebbero state coerenti col suo stato di salute. Attualmente l'uomo è ristretto in una delle camere di sicurezza della questura in attesa dell'udienza di convalida. Una misura restrittiva inedita per Vicenza che soddisfa il personale infermieristico. Qui a Vicenza è la prima volta che viene applicata la nuova legge che è stata approvata lo scorso ottobre, che prevede l'arresto di chi agisce con violenza nei confronti del personale sanitario, in questo caso insomma in flagranza di reato. La legge prevede anche in flagranza di ferita. Cosa significa? Che anche a distanza di tempo le forze dell'ordine possono agire nei confronti di questi criminali che mettono le mani addosso agli operatori sanitari. A farne le spese più gravemente un'infermiera percossa e raggiunta da un violento pugno immediatamente è stata soccorsa dai colleghi. La collega chiaramente è scossa, è amareggiata per quello che è successo, ma allo stesso tempo è anche determinata, una volta ripresa, a riprendere servizio e a garantire quindi tutto quello che facciamo noi infermieri quotidianamente, a garantire il diritto alla salute, diritto sancito dalla Costituzione. Ha subito sicuramente un colpo di natura traumatica, ecco, diciamo così, allo stesso tempo ha subito anche un colpo di natura psicologica perché, ripeto, noi infermieri nel momento in cui andiamo in reparto ad assistere i nostri pazienti lo facciamo non aspettandoci chiaramente episodi di violenza nei nostri confronti. L'ennesima aggressione in sanitaria ha però riportato alla ribalta alla cronaca il fenomeno. Per scoraggiare questo tipo di comportamenti è stato predisposto un presidio di vigilanza privata, ma non basta. In Consiglio Comunale è prevista la discussione del ripristino H24 anche della Polizia di Stato, attualmente presente solo in alcune fasce orarie settimanali. C'è una proposta, so che c'è un'interlocuzione e so che c'è a gran voce una richiesta di un posto di polizia aperto H24, anche perché la nostra collega non solo è stata aggredita, non solo ha subito dei danni fisici, ma si è dovuta recare di persona in questura, quindi allontanarsi dal luogo di lavoro per poter sporgere denuncia e per procedere con tutte quelle che sono le azioni successive a questo episodio. Quindi ciò che chiediamo a gran voce è una tutela ed è quello di poter lavorare in sicurezza, penso che sia la base.